Quinta dall'Arcoveggio, ritirati Visipane e Vampiri e Gifont, restano 7, Uragano Spritz, 0-1 MMG, Tajari, Refosco Laghi in prima fila, Veronese, Ulisse Lelle, Take Me Home in seconda, passa favorito Take Me Home in chiusura, anzi no, Tajari ritorna favorito. Vediamo la fase di lancio con la velocità iniziale di 0-1 MMG, che in breve cerca di sfilare su Uragano Spritz che si oppone, i due alle prese, poi riesce a serrar sotto Refosco Lag che ha superato Tajari che è ora all'esterno, ma insiste nuovamente 0-1 MMG e ne scaturiscono 400 metri davvero molto intensi con 0-1, con Uragano che respinge 0-1 che si è fatto però spazio alla corda e ora scivola in seconda posizione davanti a Refosco Lag. All'esterno rimane così scoperto Tajari con in schiena Take Me Home 45-6, passaggio ai 600 dopo un primo quarto in 29-3. Ora cerca di moderare l'andatura Marco Basile, all'esterno gradualmente Tajari con in schiena Take Me Home. Indietro segue invece Veronese e poi Ulisse LL. Intanto 1-1-2 il passaggio agli 800. In vantaggio Uragano Spritz, all'esterno gradualmente Tajari, lungo la corda e 0-1 MMG. Take Me Home che segue le mosse di Tajari. Siamo nel vivo della corsa, a 500 dalla conclusione. Terza ruota per Take Me Home che sospinge Tajari su Uragano Spritz al paletto dei 400 finali. Take Me Home insiste nella sua progressione in terza corsia, si oppone per il momento Tajari, siamo ora a metà della curva conclusiva con Take Me Home che mette qualcosa davanti agli avversari, tende ad avvantaggiarsi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con Take Me Home che ha preso il sopravvento su Tajari. Take Me Home nel finale allunga ancora per concludere facile sul traguardo, secondo posto per Tajari, al terzo chiude 0-1 MMG, 1-16 ragguaglio conclusivo, 33 a chiudere e la vittoria per Take Me Home e Paolo Scamardella che conferma l'eccellente momento. Take Me Home da tempo, ormai da tanto tempo sta correndo veramente bene, più vittorie che piazzamenti, lo dicevamo prima, è un cavallo veramente eccezionale che sa correre un po' in tutti gli schemi, è dotato di una progressione notevole in queste categorie. La fa certo valere. Tajari è rimasto scoperto presto e Uragano Spritz che ha deciso di correre al comando è calato in fondo. Tutto semplice in teoria per Take Me Home che in effetti vince di quanto vuole, secondo posto per un comunque valido Tajari che precede 0-1 MMG. Il successo per Paolo Scamardella in Sulky al Training, la quota di 2,30 al totalizzatore.